La Edeter la banda nel curtif delle serve del Sacro Cuore di Gesù dei Poveri, mai conosciute come suore messicane de Bre, che stanno e festeggia per 50 anni di fondazione e che dalle suore messicane, nonché che per la sede dell'Accademia Arte e Vita, e abbia l'inaugurazione del Teatro Leali, che è stato unito dai Zelaschi Marite Moer, che ha finanziato la ristrutturazione del teatro. Perché è da dire che il teatro è sempre stato dalle suore messicane, ma è la più grande, la più bella, le nuove in pratica. Notano per me farvi di, perché chi ha in corso le prove del spettacolo e podia mia riprendere. La benedizione della targa del teatro è stata impartita dal cardinale Giambattista Re, che la mia fatta strada per niapre, perché la devuren. In hema alla sciura Ellen Zaleski, la lidit la targa e la fa grignare un po' tuccio, anche la mia tabuda pronuncia il nome. E allora, per me, la chiamerò Ellen Zaleski col nome del home Roman Zaleski. Dopo la consegna dell'icona come regalo delle suore alla sciura Ellen, già cominciato i discorsi ufficiali. La abbiat Ellen Zaleski, che l'ha ringraziato autorità e tutti chi che ha lavorato nella ristrutturazione del teatro. Anche. Dunque manca un po' le parete esterno. La suora madre, Luciana Bertoglio, con i discorsi, l'ha presentato le suore messicane Riade Abre 50 anni fa. E poi loro presenti, tranne una, Gian Paradis, come l'ha detto suor Luciana. E là poi le ringraziato i Zaleschi perché in loro mi è stato possibile realizzare il teatro. Roman Zaleschi l'ha invece elogiato la fonna e suor Luciana e l'ha detto che quando le fonne le ho largate, i ge ferma più di più. Al Hinde de Bre, Sandro Farisoglio l'ha ribadito l'importanza del teatro nell'immagine de Bre e l'ha elencato tutti i monumenti de Bre che dà importanza a tutta la cittadina. E davanti alla statua del Cristo che l'ha accoglito tutti i presenti, ma in tutti arguto i protagonisti dell'inaugurazione, che è stata una festa per tutti, per il paese de Bre, per l'Alcamonica. Devo dire a tutti i comuni, ringraziandoli del loro accoglimento di questa, l'accoglienza che ci hanno dato a nostra famiglia quando siamo arrivati qui in valle e l'apprezzamento che danno al nostro lavoro e alle opere che abbiamo fatto. Grazie tanto, grazie a tutti. È una serata veramente molto emotiva, perché finalmente abbiamo raggiunto un sogno che era quello di completare l'Accademia Arte e Vita con il teatro, perché il teatro è un luogo dove i ragazzi possono essere protagonisti. I giovani hanno bisogno di avere uno spazio dove essere se stessi e tirar fuori da quello che hanno dentro il loro animo, il loro spirito, e il teatro naturalmente darà questa possibilità. Io sono felice, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, in modo speciale non solo quelli che hanno finanziato, gli operai che hanno veramente lavorato con tanto amore per quest'opera. E poi sono sicura che sarà un bene per tutti, perché l'arte, il bello, porta al bene e alla bontà. E quindi saremo tutti contenti. Dirò una parola in dialetto. A partire dalla stessa sera è cominciato i spettacoli nel Teatro Leali, con una rappresentazione sull'aita del prete messicano padre José María Guillermo y Parras, che è stato il fondatore delle serve del Sacro Cuore di Gesù. Lo stello che ci permetterà di accogliere numerosi visitatori.